colpisce di più. Poi ci diciamo è tutto qui, poco male. Na 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 na. Poi ci diciamo tutto qui, poco male. Na 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 na. Poi ci diciamo è tutto qui. Un pizzico di Radio Chef. Sfiziose e veloci ricette e piccoli consigli quotidiani. Buongiorno a tutti amici di Radio Chef. È tempo anche di ritornare in un nuovo appuntamento per raccontarvi ancora tante curiosità, tante notizie, ma anche tanti eventi del nostro bel Friuli Venezia Giulia che continuano ad accompagnarci in questo pieno dell'estate, in questo finale del mese di agosto. Io intanto, prima di iniziare con i nostri aggiornamenti e curiosità, do il buongiorno anche alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa con me in studio. Buongiorno Claudia. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto anticipo che con te oggi parleremo di un ingrediente speciale anche per avvicinarci a un altro appuntamento speciale che ci aspetta anche in questo finale del mese. Vediamo se lo indovinano intanto i nostri ascoltatori. Se vi dico gnocchi, frico, ma anche patatine fritte, qual è l'ingrediente che lega tutte queste belle ricette? Beh, ve lo raccontiamo tra poco. Ma prima, Claudia, voglio anche raccontarti che anche qui in Friuli Venezia Giulia si attendono 3 appuntamenti in uno, in pratica, con Vini Buoni d'Italia, l'unica guida dedicata ai vini da vitigni autoctoni italiani. Questo bel appuntamento che si terrà anche a Buttrio, dicevo diviso in 3 parti perché adesso ci faremo raccontare di più. Intanto è ispirata alla tradizione enologica italiana volta alla valorizzazione delle radici locali, il territorio e le tipicità. Vini Buoni d'Italia dà un segnale preciso ai consumatori e al mercato italiano ed estero sul Made in Italy del vino. Ma io vado ad accogliere anche ai nostri microfoni Andrea Piacenza, in collegamento con noi, responsabile comunicazione di Vini Buoni d'Italia. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. È un piacere averti qui con noi, anche perché questa è veramente un'eccellenza anche del nostro bel Friuli Venezia Giulia, che sappiamo che è ricco anche di vini buoni e anche per tutti i pasti e per tutti i gusti. Assolutamente, diciamo che storicamente nella nostra guida il Friuli Venezia Giulia svetta sempre tra i vini premiati, tra i vini bianchi. Storicamente è la regione con più vini bianchi premiati, quindi direi che assolutamente fare le finali in Friuli, oltre a essere in realtà una tradizione, perché la guida collabora prima con ERSA e poi con Promoturismo FVG da diversi anni, e comunque appunto il Friuli è sicuramente una delle regioni che spiccano a livello di qualità tra i vini da vitigni autoctoni. E poi andiamo ad immergerci, come dicevo, negli appuntamenti, che a noi piacciono gli appuntamenti di gusto e anche di buon vino. Vuoi raccontarci? Partiamo da Buttrio, so che si parte il 21 di agosto per arrivare poi anche fino al 25 di agosto direttamente con un appuntamento speciale a Lignano Pineta, ma iniziamo dalle basi, partiamo subito dal 21 e fino al 25 agosto. Sì, esatto, finalmente dopo 2 anni di stop forzato, insomma, a causa della pandemia, ritorniamo a fare le finali pubbliche, che sono un po' una cosa unica che ci contraddistingue come guida, perché sostanzialmente le finali si svolgono da una parte con le commissioni ufficiali della guida, che quindi sono composte dai coordinatori regionali della guida, ma dall'altra a queste commissioni si affiancano delle commissioni che sono aperte a giornalisti, produttori, ma anche semplici appassionati. Quindi chiunque attraverso il sito dedicato, che era le finali nazionali.it, ha potuto iscriversi e partecipare alle degustazioni, degustando gli stessi vini che degustano le commissioni ufficiali. E quelli che verranno votati dal pubblico saranno poi segnalati anche in guida con quella che è la corona del pubblico, che è un premio che le aziende apprezzano molto, perché diciamo che al di là di quelli che sono i premi ufficiali dati dalla guida, il riconoscimento da parte del pubblico e da parte anche degli operatori è ovviamente importante per le aziende, perché insomma è un segno importante per poi quello che sarà la distribuzione, l'acquisto e la richiesta dei vini premiati. Quindi queste finali si svolgono in 5 giorni, ogni giorno vengono degustati circa un centinaio di vini a commissione, che sono suddivisi regionalmente, e poi c'è la sezione dedicata al metodo classico. Tutti questi vini finalisti, che sono più di 850, saranno poi in degustazione, come dicevi, nell'evento che ci sarà il 25 agosto a Lignano. Le degustazioni delle finali vengono fatte a Villa di Toppoflorio in collaborazione con Proloco Buri, un'altra realtà con cui collaboriamo da tempo.
Anche loro sono molto bravi nella costruzione di eventi, lo sappiamo, li conosciamo, e quindi è bello vedere anche la collaborazione di queste belle realtà. E dicevamo anche che nell'appuntamento poi di Lignano ci saranno 2 chef, oltre a 850 vini: Davide Pacelli, resident chef del Pineta Beach, e il nostro amico anche, devi sapere Andrea, il nostro amico Kevin Gaddi, chef itinerante, ambasciatore del gusto, rappresentante del marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Quindi anche questo appuntamento, questo percorso gastronomico sarà marchiato da Io Sono Friuli Venezia Giulia. Anche questa una bella notizia che accompagna sempre le novità del nostro territorio. Vi ricordo che si può ancora iscriversi, vero Andrea, anche in questo nuovo appuntamento di venerdì 25 agosto, e anche potete andare direttamente sulla pagina Facebook Vini Buoni d'Italia per scoprire di più. Poi volevo chiudere anche ricordando che l'edizione 2023, che uscirà a novembre 2022, della guida, ha un bel traguardo perché compie 20 anni questa guida. Esattamente, sì, quest'anno festeggiamo i 20 anni, quindi ci saranno tutta una serie di iniziative. Appunto siamo contenti di poter innanzitutto ripartire con le finali aperte al pubblico e con l'evento, e poi porteremo in tutta Italia, come già negli anni passati, ma quest'anno diciamo con qualche appuntamento in più legato ai 20 anni, i vini che vengono selezionati e premiati dalla guida, perché poi il lavoro diciamo più importante di una guida, al di là della selezione insomma e del giudizio che i nostri coordinatori esprimono sui vini, è poi quello di portarli in giro per farli conoscere, per far conoscere il nostro grande patrimonio di autoctoni. Sarà appunto molto interessante per chi è appassionato di vino l'appuntamento di Lignano, perché vuol dire poter scoprire più di 850 eccellenze. Tra l'altro c'è un sito dedicato che è unmaredicorone.it, su cui potrete scoprire man mano i vini. I vini in realtà verranno svelati man mano che verranno degustati nelle finali, perché insomma per una questione di correttezza, per evitare così influenze su chi deve esprimere il giudizio, i vini saranno segreti fino al momento in cui verranno degustati. Hai fatto bene a ricordarlo, perché sappiamo un po' il segreto e quello che ci tiene anche sulle spine, quindi non vediamo l'ora di andarli a provare e degustare. Quindi chiuderei con un bel brindisi, Andrea, aspettando questo nuovo appuntamento, questa nuova edizione. Vi aspettiamo tutti, andate a scoprire di più e iscrivetevi anche a questi bellissimi appuntamenti. E quindi Andrea, cin cin, e ci rivediamo direttamente a Buttrio e poi a Lignano. Grazie ad Andrea Piacenza per essere stato con noi, e buona lettura anche di Vini Buoni d'Italia, questa bellissima guida che vi abbiamo raccontato oggi. Buon lavoro Andrea. Grazie, a presto. Grazie mille. È un piacere sempre scoprire questi appuntamenti. Claudia, poi come dicevamo il nostro Friuli Venezia Giulia è ricco anche di buon vino, e ogni tanto ce lo possiamo anche concedere. Sì, un bicchiere a tavola ad esempio sicuramente, ecco, per un maggiorenne se lo può sicuramente concedere. Hai fatto bene a ricordarlo, ma ritorniamo anche al nostro ingrediente del giorno. L'abbiamo deciso, l'abbiamo studiato, l'abbiamo scelto, l'abbiamo voluto, e quindi andiamo a parlare della nostra buonissima patata, in particolare la patata di Godia. Ecco, vediamo intanto già in sovraimpressione, grazie al nostro Igor da Milano che ci accompagna con le immagini. Patate, Claudia. Patata, quando, sì, come, dove, come le consumiamo? Come le consumiamo? Sono ricche di amidi, quindi sicuramente ricche di questi carboidrati complessi, quindi sono fornitori di energia, sicuramente possono essere un'alternativa a un primo piatto. Sono così versatili. Abbiamo ricordato la patata di Godia, però ecco, diciamo, allarghiamo anche che condivide anche con la patata di Ribis la stessa origine, essendo tutte e due tipiche del territorio e derivanti proprio da una patata carnica anticamente o slava, e che poi insomma in questi due comuni hanno poi, diciamo così, hanno avuto il terreno giusto e si sono così contraddistinte. Quelle di Godia appunto sono famose per i gnocchi, quindi come dicevo prima alternativa al primo piatto, ma possono, essendo così versatili, sicuramente oltre a essere un buon contorno possono sicuramente essere preparate anche così con diverse tecniche, diverse preparazioni, metodi dall'antipasto al dolce.
Come dicevi bene, è bello anche l'idea del dolce, perché c'è anche il dolce con le patate. Tra poco magari vi sveliamo anche qualcosa di più. Intanto, prima di parlare ancora di storia, di addentrarci un po' nel tempo passato, nel nostro dei giorni addietro, ecco, non mi veniva la parola, la sagra della patata di Godia ritorna anche in presenza dal 26 al 28 agosto e dall'1 al 4 settembre. Ci saranno veramente tantissimi appuntamenti con festeggiamenti, ma anche stand enogastronomici, naturalmente, per gustare al meglio le prelibatezze proprio realizzate con le patate di Godia. Poi ci sarà anche musica, appuntamenti e tante anche curiosità per scoprire da vicino gli ingredienti più buoni del nostro Friuli Venezia Giulia, tra cui c'è la patata di Godia. So, Claudia, che però hai preparato un po' di storia per noi, un po' anche di curiosità sulle patate in generale. Un po' di curiosità, perché poi questo tubero è conosciuto veramente fin dall'antichità, risalgono appunto le notizie fino al 3000 a.C. È stato poi importato in Europa dopo la scoperta delle Americhe, quindi intorno al 1500, e diciamo che all'inizio poi non era neanche molto apprezzato, perché non si capiva neanche bene come si dovesse mangiare questo tubero. Molte volte, quando era piantato, molti mangiavano le foglie, che erano tossiche, ed ecco perché poi insomma è stata quasi abbandonata, fino a che, diciamo, una carestia in Irlanda non l'ha rivalutata, e si è iniziato così a diffondere l'uso anche a tavola di questo tubero. Diciamo che poi ancora in Italia forse è stato tardivo, diciamo, poi così questa introduzione a tavola, perché effettivamente aveva un piccolo, così, solo una piccola parentesi, addirittura, ecco, leggevo così questa anche durante il Risorgimento, gli austriaci erano dei grandi mangiatori di patate intorno al 1800, però erano proprio definiti dispregiativo, proprio dei mangiapatate, e anche per questo forse c'era dell'avversione. Da noi diciamo che intorno al 1900, dopo la metà del 1800, diciamo che abbiamo iniziato così, sì, degli assaggi, ma effettivamente dopo il Novecento, ecco, ha avuto il grande exploit anche questo, l'uso delle patate. Ne esistono veramente tante varietà, 3000 varietà, di cui però se ne coltivano circa 100 specie, non sono poche. Le abbiamo di tutti i colori, perché ricordiamo che esistono anche quelle blu e viola, no? La Velvet Queen e la Blue Star, anche per dire che non sono dei prodotti degli organismi geneticamente modificati, non sono stati sicuramente trattati, sono naturali e sono ricchi di antociani. Ovviamente dopo la cottura, soprattutto se si friggono, non è che li conservano così, non illudiamoci che poi, ecco, abbiano conservato tutte le loro proprietà. Dicevo prima anche appunto che sono ricche di amidi, però veramente caloricamente le patate con 100 grammi apportano 80 kilocalorie e sono circa 3 volte meno rispetto a quello che ne apporta il pane. Questi amidi poi sono digeriti in una maniera diversa, e proprio per questa loro particolare digeribilità conservano anche più a lungo, insomma, diciamo, delle fibre. Ovviamente si possono mangiare, ecco, le patate novelle che hanno una buccia sottile anche con la buccia, l'importante è che non siano trattate. Poi diciamo che la varietà, ecco, anche attorno alla buccia sicuramente si possono ritrovare più proprietà nutrizionali, le vitamine e tutto, quindi se le cuciniamo così con la buccia, se sono prodotti veramente sicuri e non trattati, sicuramente, ecco, conserviamo anche il pregio di acquisire anche maggiori fibre. Sì, dici molto bene anche. Sì. Volevo proporti una ricetta, se vuoi, intanto. Certo. Allora, la ricetta di oggi, dato che stavi parlando di come cucinare le varietà di cottura, questo arcobaleno di patate, ecco, in questo caso ce l'abbiamo anche noi, e parliamo delle patate schiacciate di Marisa Zullo di Cervignano. Lei ci ha proposto questa ricetta che per 2 persone vi serviranno 2 patate abbastanza grandi, 100 grammi di speck tagliato a fiammiferi, uno scalogno, una noce di burro, olio extravergine d'oliva quanto basta e scamorza grattugiata circa
100 grammi. Andate a lessare le vostre patate, poi andrete a sbucciarle dopo averle cotte, schiacciatele e disponetele a fontanella in una teglia da forno ricoperta di carta da forno. Disponetele quindi direttamente sulla teglia, andrete a riporre sopra una noce di burro a metà e lo scalogno, precedentemente anche saltato in padella con olio extravergine d'oliva e speck. Disponete quindi sopra infine la vostra scamorza grattugiata e infornate a 180 gradi per circa 15 minuti. Questa è la ricetta che abbiamo ricevuto anche per quanto riguarda le patate. Poi sappiamo che ce ne sono veramente tantissime di ricette, ma questa ci è piaciuta molto anche perché va un po' a integrare diverse, anche oltre ai carboidrati delle patate abbiamo lo speck, quindi anche delle proteine, e poi ci andiamo a unire una bella insalata e il piatto è pronto. Certo, poi ci può essere magari appunto la varietà anche con magari anche i nostri salumi del territorio, no? Con lo speck di Sauris o magari con altri prosciutti o anche con una trota affumicata, perché no? Ecco, una varietà, cioè possiamo veramente giocare. Poi proprio la patata polpa bianca, diciamo, è proprio quella che anche ad esempio al vapore veramente si adatta meglio anche a essere il contorno giusto per il pesce, quindi effettivamente è un tubero che dovrebbe essere introdotto molto di più anche nella nostra alimentazione. Hai fatto bene a ricordarlo, ma tu conosci anche la patata dolce in questo caso, perché insieme agli amici anche di Acqua Dolomia abbiamo preparato per voi una ricetta dolce sempre con le patate, ed è il pane alle patate dolci. Vi serviranno circa 250 grammi di patate dolci, 1,5 litri di acqua Dolomia naturale tiepida, 2 cucchiai di miele, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva o comunque olio di semi, 3 cucchiai di succo d'arancia, 75-80 grammi di semola, 250 grammi circa di farina bianca, 7 grammi di lievito secco, un cucchiaino anche di cardamomo e la scorza di un'arancia grattugiata, oltre a 60 grammi di burro. Andrete a ungere leggermente uno stampo da forno a cassetta, poi cuocete le vostre patate dolci in acqua bollente per circa 10 minuti o anche fino a che non risulteranno ammorbidite. Le andrete a scolare, le schiacciate fino a ottenere un composto omogeneo, mentre nel frattempo in una terrina andrete a mescolare l'acqua, la vostra acqua Dolomia, il miele, l'olio e il succo d'arancia. Aggiungete le patate dolci schiacciate, la semola, 3/4 della farina, il lievito e poi ancora la scorza d'arancia, quindi amalgamate fino a ottenere un impasto omogeneo. Lasciate riposare per almeno 10-20 minuti coperto. Tagliate poi il vostro burro a pezzettini, lavorate insieme alla pasta, insieme alla farina avanzata per circa 5 minuti fino a rendere ancora omogeneo il tutto. Mettete la pasta nello stampo, coprite e lasciate lievitare in un posto comunque tiepido o caldo per almeno un'ora o fino a quando non sarà raddoppiato anche il volume. Cuocete infine in forno a 190 gradi per 45-60 minuti. Fate sempre una bella prova a stecchino che non manca mai, e quando il vostro pane sarà l'avrete estratto dal forno, l'avrete lasciato intiepidire e sarà abbastanza tiepido, tagliatelo a fette e potrete servire il vostro pane alle patate dolci. Interessante, no Claudia? Interessante. E poi se un'altra piccola curiosità, la patata quando fu importata si chiamava papa, qua veniva dominata, ha preso il nome di patata proprio dalla patata dolce che era batata, e quindi poi comunque è stato esteso e anche questo, il tubero, ha preso il nome di patata, quindi effettivamente poi è sempre anche stato così questo mix. Bene, abbiamo scoperto anche la storia, tante curiosità sulle nostre patate che non mancheranno anche la prossima settimana. Avvicinandoci anche alla sagra delle patate di Godia continueremo a scoprire di più. Intanto grazie anche agli amici di Acqua Dolomia per averci accompagnato con una nuova ricetta. Vi ricordo che trovate tutto sul nostro sito radio.0.it e chiudiamo con un po' di risate. Intanto potete giocare anche al gioco della patata bollente se siete con dei piccolini. Accendete la musica, accendete la radio, lasciate andare avanti la musica. Ognuno ha questa patata bollente che può essere anche una bella palla per giocare insieme, la fate passare ad una certa, stoppate la musica senza che nessuno se ne accorga, naturalmente questo è il segreto, e chi avrà la patata bollente in mano, avrà la patata bollente in mano a questo punto. Chiudiamo con la nostra freddura. Claudia, tu lo sai che patatine vuole un pettirosso? No. Delle chips? E così siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con Radio Chef. Grazie alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa per essere stata con noi. Grazie a voi, a Igor da Milano alla regia. Un saluto a tutti e domani con un nuovo appuntamento con un pizzico di Radio Chef. Ciao a tutti.